Mentre visita pastorale per il vescovo di Chioggia alle scuole di Porto Tolle, stop dal preside che dice la scuola è laica, Monsignor Tessarollo lapidario, chiusura mentale da microcefali, l'assessore Donazzan, assurdo, manda gli ispettori. Il governatore del Veneto in Vaticano per inaugurare il presepe di sabbia di Jesolo e l'albero di Natale donato dal Friuli Venezia Giulia, simboli del Veneto che ha sofferto per il maltempo. Spunta a Treviso un terzo caso di sospetta infezione del pericoloso batterio che si annida nelle macchine utilizzate per gli interventi a cuore aperto, l'ULS 2 avvia le verifiche. Dall'incubo fallimento alla corsa contro il tempo vinta in extremis, lo storico marchio veronese arriva sugli scaffali in tempo per il Natale. Dopo l'annuncio shock della futura chiusura della redazione, gli 8 giornalisti del Messaggero di Sant'Antonio occupano l'ufficio dormendovi di notte, protesta ad oltranza. La montagna che si rialza dopo il disastro maltempo, piste da sci aperte dalla scorsa settimana, ora arriva l'atteso appuntamento con il Ponte dell'Immacolata. Studentessa di Padova si laurea con 109 ma sostiene di avere meritato il voto pieno e trascina l'università in tribunale, ma i giudici del TAR le danno torto. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei TG di Antenna 3. In primo piano la polemica sulla mancata visita del vescovo di Chioggia, Adriano Tessarollo, agli studenti di una scuola della sua diocesi. L'incontro è stato negato dalla direzione scolastica in nome della laicità delle istituzioni. Lo Stato italiano, del quale le scuole pubbliche sono amministrazioni autonome, è laico e aconfessionale. La presenza di un rappresentante di una confessione religiosa è dunque inopportuna. Con questa motivazione Fabio Cusin, preside a Porto Tolle, ha negato la richiesta di un incontro coi ragazzi nelle scuole del paese, presentata dal vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo. A raccontare l'episodio lo stesso prelato. Non ho alcun motivo personale per risentirmi, puntualizza, ma la vicenda ci regala qualche spunto di riflessione. È larghezza di vedute o ristrettezza di vedute quello di difendere una laicità che tende a creare esclusioni. È vero, ho usato un termine fortino perché ho detto microcefali, ma è a dire no, questa ristrettezza di vedute che tende ad escludere. Non andiamo certo nelle scuole a fare catechesi, spiega il vescovo, che ha trovato sempre le porte aperte negli altri istituti della diocesi, ma a incontrare i giovani per parlare di educazione e di dialogo. Questo atteggiamento di chiusura mentale e malinteso laicismo, sostiene, rischia di avere effetti negativi dal punto di vista sociale. Per esempio, negare il presepe o i canti di Natale può aumentare il malanimo verso gli stranieri, a cui ingiustamente viene attribuita la responsabilità di questi episodi. A me dispiace perché questo fomenta poi le occasioni di strumentalizzare, qualche volta anche politicamente, ecco, noi difendiamo il presepio, noi no, noi difendiamo gli stranieri, noi no, e questo tante volte nella popolazione crea rifiuto, perché dice a causa loro non possiamo più fare questo, i nostri figli non possono più qua, che altri non vogliono di là, che comandino a casa loro, ma questa spesso, ripeto, è una strumentalizzazione che creiamo noi. I tempi della chiusura della Chiesa Cattolica nei confronti delle istituzioni statali sono passati ormai da un secolo, riflette Tessarollo. Non vorremmo trovarci oggi di fronte alla situazione inversa. Noi che cerchiamo, con Papa Francesco, di aprire orizzonti di dialogo, di scambio, di confronto, qualcosa comincia lo Stato laico a creare le barriere e le esclusioni. Una vicenda che ha scatenato anche reazioni politiche, tra le quali anche quella dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Sentiamo. Ho scritto al Vescovo di Chioggia per dire tutta la solidarietà e la vicinanza e per esprimere il fatto che una scuola è una comunità educante, non c'è un dirigente scolastico che può dire a un vescovo c'è un'eminenza, una rappresentante delle istituzioni, una autorità spirituale di venire o non venire, perché quella non è autonomia della scuola, è una discrezionalità del dirigente scolastico e chiederò che ci siano le verifiche. Dura la reazione dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che definisce la scelta del dirigente scolastico assurda, illogica e figlia di un laicismo estremo e fazioso. Ma da Chioggia è lo stesso vescovo a chiederle di non proseguire coi provvedimenti nei confronti della scuola e del preside Fabio Cusin.
Mi ha risposto: lasciamo in pace la scuola, è un atteggiamento di esclusione quello che mi è stato riservato, ma non voglio che sia un fatto personale. Ancora una volta Monsignor Tessarollo si dimostra di una grandissima educazione e sarebbe stato un buon esempio in quella scuola. Io spero che il preside cambia idea. Cusin da parte sua ha indirizzato una lettera aperta a Monsignor Tessarollo, ribadendo le motivazioni del diniego, ma esprimendo anche apertura. Se volesse partecipare a un dialogo interreligioso o a un dibattito sulla fede, propone, sarei lietissimo di averla tra noi. Il preside non risparmia critiche ai politici che a suo dire usano la religione come strumento di aspra polemica, più come una clava, scrive, che come un delicato sentimento dell'animo. E quella di oggi è stata una giornata ricca di emozioni a Roma in occasione dell'inaugurazione dell'albero di Natale e del presepe di sabbia donati da Friuli Venezia Giulia e Veneto per la nostra regione. All'udienza particolare di Papa Francesco e poi in piazza San Pietro c'erano il governatore Luca Zaia ed il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. L'albero e il presepio sono due segni che non finiscono mai di affascinarci, parlano del Natale aiutandoci a contemplare il mistero di Dio fattosi uomo. Lo ha sottolineato stamani Papa Francesco all'udienza con circa 350 persone arrivate da Friuli, Venezia Giulia e Veneto per l'inaugurazione dell'albero di Natale e del presepio in piazza San Pietro. La natività quest'anno è realizzata con la sabbia iesolana proveniente dalle Dolomiti, mentre l'abete rosso, alto circa 21 metri, arriva dalla foresta del Cansiglio ed è stato donato dalla diocesi di Concordia Pordenone. La caratteristica particolare del presepe che quest'anno campeggia in piazza San Pietro è la sabbia, un materiale che richiama la semplicità, la piccolezza e anche la fragilità, ha notato Papa Francesco. E alle parole del Santo Padre nel pomeriggio si è collegato il Patriarca di Venezia presentando un po' dell'amata terra veneta, quest'anno presente nella piazza che raduna il mondo intero. E sarà qui a servizio di quello che per noi cristiani è l'evento che ha cambiato il mondo. Un evento semplice, un evento che si è realizzato e che continua a vivere. Usiamo del presepio come di un simbolo che ci aiuta a fare un esame di coscienza per purificare le nostre durezze, per poter essere capaci di relazioni con gli altri, per poter soprattutto essere annuncio di accoglienza come Dio ci accoglie. Prima dei discorsi ufficiali lo spazio alle esibizioni delle formazioni corali e folcloristiche che hanno richiamato l'attenzione dei fedeli presenti in piazza San Pietro. Inevitabile per il presidente Zaia il richiamo all'emergenza maltempo che ha colpito la nostra regione a fine ottobre. Per noi è una grande opportunità. Voglio ricordare che quella sabbia e quell'albero, poi parlerà il collega Federica, rappresentano anche quello che poi il Veneto ha subito in questi ultimi periodi. Quella sabbia è l'esito di quello che è stata per noi la tragedia di fine novembre, quindi ha un ulteriore significato. Essere qui poi per noi è un momento di grande orgoglio e soprattutto di grande onore riuscire a portare questo presepe, il presepe realizzato, come sapete, dalla sabbia ottenuta dalle spiagge di Jesolo. Zaia ha ricordato e ringraziato il grande lavoro svolto dai volontari. È il segno delle radici cristiane della nostra terra e della nostra comunità. La politica ora, poco fa ho giurato nelle mani del Premier Conte in qualità di sottosegretario alla salute. Con orgoglio e un po' di emozione comincia un nuovo cammino con un solo obiettivo: dare una mano a garantire agli italiani e ai veneti una sanità sempre migliore. Così sul suo profilo Facebook l'ex assessore regionale alla sanità Luca Coletto ha annunciato il giuramento come sottosegretario a Roma. Non sono un fenomeno, scrive Coletto, sono una persona normale e cercherò di pensare e fare da persona normale, credo sia quello che serve alla nostra gente. Poco dopo sono arrivate le congratulazioni e l'in bocca al lupo del governatore Zaia. Riscontrato a Treviso un terzo caso di sospetta infezione dal pericoloso batterio che si annida nelle macchine utilizzate durante gli interventi a cuore aperto, e sono una cinquantina al giorno le telefonate di pazienti allarmati che arrivano all'ospedale Cafoncello di Treviso. Sentiamo.
Un terzo caso di sospetta infezione da micobatterio chimera è stato individuato dall'ambulatorio dell'ospedale di Treviso che sta affrontando l'emergenza scoppiata all'indomani dei decessi causati dal batterio killer che si annida nelle macchine utilizzate per la circolazione extracorporea nei pazienti operati a cuore aperto, batterio che ha già causato 9 morti, 6 in Veneto e 3 in Emilia-Romagna. Il tempo di incubazione della malattia è molto lungo, di qui la decisione del richiamo di 10.000 pazienti operati al cuore in Veneto tra gennaio 2010 e dicembre 2017, oltre all'istituzione di una vera e propria task force che sta gestendo tutti i casi di persone che dopo l'intervento manifestano sintomi sospetti. Noi stiamo ovviamente ricevendo tantissime telefonate, da 40-50 telefonate al giorno. Devo ringraziare il dottor Scottoni, il dottor Rigoli, perché sono i nostri 2 riferimenti all'interno di questo protocollo appunto di presa in carico delle persone che hanno il sospetto di avere il batterio. Però un messaggio importante: oltre che telefonare, sentite anche i vostri medici di famiglia, che sono importanti per definire se ci sono i sintomi che possono far pensare che ci possa essere ovviamente un'infezione dovuta appunto al micobatterio chimera. Il terzo caso sospetto a Treviso è quello di un paziente che ha manifestato febbre, spossatezza, perdita di peso. Accertato che non si tratta di altre patologie, ora il team di esperti l'ha sottoposto alle indagini per la ricerca del batterio. Si attendono i risultati. Nel frattempo proseguono i controlli tra i pazienti operati a cuore aperto. La Regione Veneto ci sta dando le linee guida, noi siamo a disposizione per ovviamente fare il percorso per capire se effettivamente qualcuno è stato contagiato. E a proposito di sanità, trasporto davvero eccezionale quello effettuato intorno alle 4 di questa mattina, quando un neonato di appena 2 settimane ed in gravi condizioni di salute è stato trasportato con la massima urgenza da Verona a Roma per ricevere cure specialistiche presso l'ospedale Bambin Gesù. Il piccolo, ricoverato presso la terapia intensiva a Borgo Trento, necessitava di essere trasportato a bordo di un'ambulanza speciale, motivo per il quale il trasporto è stato effettuato con un C-130 della 46esima Brigata Aerea di Pisa, velivolo in grado di imbarcare anche il mezzo sanitario. Il volo ambulanza, uno dei servizi che l'aeronautica militare assicura a favore della collettività, necessita della massima tempestività e di un apparato attivo 365 giorni all'anno. Il Pandoro ed il panettone Melegati tornano da oggi in commercio. Lo storico marchio dolciario nelle confezioni da 1 chilo di Pandoro e da 1 chilo di panettone è da oggi disponibile nei supermercati del Veneto e della Lombardia orientale, in alcuni punti vendita di Napoli, Roma e Milano. Lo annuncia in una nota l'amministratore delegato della Melegati SPA. È stata una corsa contro il tempo, racconta il giovane imprenditore. Il 19 novembre si sono chiuse le operazioni di acquisizione. Il 20 la fabbrica ha riaperto le porte, ha assunto 35 lavoratori a tempo indeterminato, di cui gran parte ex dipendenti, ed ha organizzato una piccola campagna natalizia che per ovvie ragioni temporali ha il baricentro nel Veneto. Solo la solida esperienza e la profonda passione che si respira nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto, sottolinea Denis Moro, amministratore delegato, hanno consentito il ritorno dei prodotti Melegati sulle tavole natalizie. Ed ancora dal mondo sindacale, perché i lavoratori della Rinascente di Padova hanno proclamato lo stato d'agitazione. La chiusura del punto vendita di Padova diventa irrevocabile. Sentiamo. L'azienda l'ha comunicato subito dopo il Black Friday, la chiusura, quindi lunedì della settimana scorsa, e è stato un colpo a ciel sereno, perché comunque tutti i dipendenti e le dipendenti non erano preparati a questa cosa, non si sentiva nulla nell'aria. Un fulmine a ciel sereno che apre una crisi occupazionale non piccola nel cuore di Padova. Sono in tutto un'ottantina, comprendendo anche l'indotto, i lavoratori che non passeranno un Natale sereno. Nell'incontro con i sindacati la proprietà ha confermato la decisione irrevocabile di chiusura del punto vendita della Rinascente di Padova. Decisione che è stata poi comunicata ai dipendenti riuniti in assemblea. Sono arrabbiati, molto arrabbiati e molto combattivi, perché non ritengono corretto il fatto che 2 mesi prima venga comunicato
non avrai più il posto di lavoro, o meglio, il posto di lavoro ce l'avrai ma a molti chilometri di distanza, e quindi sono molto amareggiate. Per esempio, dove sono stati offerti i posti di lavoro? Milano, Monza, Torino, Firenze, Catania, Palermo, Cagliari. Le lavoratrici e i lavoratori della Rinascenti hanno proclamato l'avvio dello stato di agitazione e l'immediato blocco del lavoro straordinario. Davanti al grande magazzino ci saranno dei presidi. Chiediamo all'azienda che si faccia carico perlomeno di supportare le lavoratrici nella ricerca di un nuovo impiego, le supporti economicamente. Chiediamo all'azienda che ci dia una mano anche a trovare quel contatto con chi dopo di loro occuperà questi spazi, e a cui noi chiederemo tutta la solidarietà e appunto quella responsabilità sociale che in questo momento è mancata. In questo senso dalla proprietà c'è stata un'apertura e disponibilità al dialogo, ma che qui a febbraio si chiuda rimane un punto fermo. L'azienda è rimasta chiusa nella sua posizione, dicendo che appunto non tornerà indietro nei passi. Rinascente dal 15 di febbraio chiuderà i battenti, qui le luci si spegneranno e sarà veramente una luce spenta per tutta la città. È Natale amaro anche per i giornalisti del Messaggero di Sant'Antonio, che hanno occupato gli uffici anche nella notte, giornalisti licenziati dai frati minori conventuali della Basilica del Santo. Poche ore prima avevano ricevuto la notizia della chiusura della redazione a partire dal 14 gennaio. I giornalisti hanno dormito in redazione e hanno deciso di darsi il turno per proseguire l'occupazione. In sostegno alla mobilitazione è arrivato il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Beppe Giulietti. I frati hanno spiegato che la decisione è stata presa per motivi economici. I giornalisti andranno avanti con la protesta finché non gli verranno date garanzie di poter continuare a lavorare. Linea alla regia ora per la pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo. Rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei notiziari di Antenna 3. Andiamo ora in montagna, la montagna veneta che si rialza dopo il disastro del maltempo, piste aperte per il ponte dell'Immacolata. Un incontro estremamente positivo, parole del ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro all'uscita del vertice di oggi con Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino. Primo tavolo tecnico sul maltempo. Siamo pronti a coordinarci con gli enti locali, dice Fraccaro, e dare risposte rapide e condivise per sopperire ai danni subiti. Rapidità, la parola chiave, la stessa rapidità con la quale hanno aperto le piste di sci sulle montagne venete la scorsa settimana, e ora arriva l'appuntamento del Ponte dell'Immacolata. Ovviamente la nota cortina, ma anche tutto il comprensorio del Civetta, di Alleghe, di Falcade, sono tutti comprensori aperti, tutte le piste hanno aperto, per non dimenticare anche l'area asiaghese. Quindi insomma diciamo che siamo soddisfatti del lavoro che è stato fatto in tempo di record. Danni fortunatamente nelle piste, come ho sempre annunciato, non ce ne sono stati, e quei pochi relativi a cadute di massi in mezzo alle piste sono stati rimossi. Troppo presto per fare un bilancio del primo fine settimana, ma i segnali sono positivi. Sentendo gli impiantisti, la gente ha cominciato effettivamente ad arrivare, e quindi non ci sono state le cosiddette disdette che si temevano anche nei confronti degli albergatori, e quindi insomma noi auspichiamo che il Ponte dell'Immacolata, com'è storicamente, è il periodo, diciamo, che solitamente attrae più turisti. Ora si aspetta che il clima sia dalla parte della montagna, neve in primis. Tutti a sciare, l'appello della regione, a Veneti e non. Le nostre montagne sono tra le più belle al mondo, ma anche all'interno del comprensorio delle Dolomiti sono le più belle anche rispetto alle regioni a noi vicine. Quindi invito tutti, anche chi non ci fosse mai stato, a approfittarne con questa scusa di provare a visitare le nostre montagne, le nostre località e i nostri comprensori e le nostre piste da sci. Un'ex studentessa ha fatto causa all'Università di Padova per essersi laureata con 109 anziché 110, ma il TAR le ha dato torto. Lei ha contestato l'arrotondamento in difetto del voto con cui è stata presentata la laurea.
Sì, e soprattutto ho contestato il modo arbitrario in cui l'ha fatto la presidentessa, non consigliandosi prima con nessuno. Chiara Morossi, 28enne padovana, ha portato in tribunale l'università contestando quel 109 su 110 con cui le è stata assegnata la laurea magistrale in lingue e letterature europee e americane al termine di un corso universitario scandito sostanzialmente dal massimo dei voti. Era importante sotto il punto di vista, come è già stato detto, di futuri concorsi o di una futura scelta di carriera, soprattutto perché il 109 anche agli occhi di chi è un esterno può veramente sembrare come una decisione di punire, ecco, uno studente, perché potevo benissimo arrivare al 110. Davanti al TAR di Venezia è stato contestato quel punteggio di partenza di 104,58 arrotondato per difetto dalla presidente di commissione a 104. Senza quel mezzo punto in meno forse sarebbe arrivato il 110, ma il TAR ha respinto il ricorso di Chiara. Per la studentessa padovana è tempo di guardare avanti. Ho fatto servizio civile nel no profit, quindi comunque mi interesserebbe quel campo lì. Poi in realtà, avendo io fatto lingue e letterature, mi piacerebbe anche lavorare nel mondo dell'editoria. Si è pentita di avere fatto causa, ne valeva la pena? Ma ne valeva la pena più che altro perché queste cose succedono molto spesso, il fatto è che nessuno le denuncia, nessuno le segnala perché semplicemente si pensa che l'università funziona così e così va. Ed è tutto per questa edizione, tra pochissimo, subito dopo i TG, torna a 20:10, si parlerà questa sera di agricoltura e delle sfide del 2019. In chiusura, come sempre, uno sguardo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Peggiora il tempo con qualche fenomeno sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino il cielo risulterà nuvoloso e spesso coperto con qualche pioggia sparsa, possibile soprattutto sui settori montuosi. Col passare delle ore la situazione andrà via via migliorando con tempo più asciutto ovunque. Temperature minime comprese tra 2 e 6 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 9 e 11 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna di un tempo per lo più stabile. Al mattino sulla nostra regione il cielo risulterà coperto con qualche precipitazione sparsa, ma in via di esaurimento già dal pomeriggio, con ampio soleggiamento. Temperature minime tra 5 e 6 gradi. Massime oscillanti invece tra 11 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sulla nostra regione il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e non si esclude qualche rovescio a carattere sparso nella prima parte della giornata. Anche in questo caso però andrà via via migliorando con fenomeni in cessazione nel pomeriggio e ampio soleggiamento. Temperature minime tra 2 e 3 gradi. Massime comprese invece tra 11 e 13 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.